Il 25 marzo segna la nascita di Venezia, ma segna anche la festa del popolo veneto, celebrata da 14 anni con il concorso dedicato alla valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto, un percorso rivolto agli studenti delle scuole del Veneto e delle scuole italiane d'Istria. 14ª edizione è un progetto che per noi è molto importante per valorizzare la nostra storia, l'identità veneta. Abbiamo una legge che anche prevede il 25 marzo, giornata del popolo veneto, per ricordare quello che fu un percorso del popolo veneto che ha portato la nostra civiltà ad essere apprezzata in tutto il mondo per i valori di solidarietà, del lavoro, della fratellanza che Venezia ha sempre saputo insegnare. Sì, è un grande successo e per me è una grande soddisfazione perché logicamente è stato ricondotto a quella che è la nascita di questo concorso scuole che oggi ne possiamo andare fieri, sta avendo dei risultati importanti anche perché questo progetto si sviluppa con la collaborazione anche dei nostri vicini, dei nostri amici dell'Istria. Un concorso che ha visto la partecipazione di 50 istituti, 65 i progetti raccolti in questa edizione, tra le tematiche arte, musica, teatro, ma anche ricerca storica ed enogastronomia, oltre a leggende e misteri. Abbiamo notato che c'è un forte attaccamento a questo progetto e le scuole hanno risposto tutte in tutte le province venete, ma anche in particolare nell'Istria. C'è tutta la comunità del paese o della cittadina che si muove attorno a questi progetti, quindi devo dire che abbiamo anche riscontrato un forte apprezzamento di questa attività da parte delle scuole dell'infanzia e le primarie, ma abbiamo visto anche con etnie molto diverse, come diceva anche lo stesso assessore Corazzari, c'è sempre la possibilità di imparare il veneto e venire in questa regione perché è una regione accogliente e piena di stimoli per tutti quanti. L'iniziativa promossa dalla Regione del Veneto vede come braccio operativo Umpli Veneto. Umpli Veneto è il nostro braccio operativo radicato in tutte le nostre comunità, sono straordinari e ci permettono, lavorando con noi, di riuscire ad arrivare capillarmente a tutte le nostre comunità. E devo ringraziarli veramente di cuore, in particolar modo il Presidente Furlan, il già Presidente Follador, che insieme a noi fanno questo progetto e anche altri progetti molto interessanti, non hanno mai fatto mancare la loro piena collaborazione e per noi sono un partner essenziale.